cominciando anche a parlare un po' di detti o di modi di dire, che ce ne sono parecchi e me ne stanno anche arrivando parecchi. Parto da un primo che mi sembra molto attuale, Endom o Stom, che è molto bello perché dice andiamo o stiamo, che come vedete in italiano non vuol dire granché. In realtà credo sia una delle caratterizzazioni essenziali appunto del carattere della brescianità. Cioè i bresciani sono così, non stiamo tanto ad accincischiare. Di che cosa stiamo parlando? Andiamo o stiamo? Tipico, siamo famosi credo nel mondo, ma viene da una radice che purtroppo forse un po' stiamo anche perdendo e che invece è parte stessa, il fatto che sia nella radice del dialetto, secondo me, è questa bella suggestione che è parte stessa del nostro essere, delle radici della nostra terra, molto laboriosa, sgobbona. Che cosa vuol dire questo modo di dire? Vuol dire cosa facciamo? Prendiamo una decisione, non stiamo ad aspettare che passi a nuttata. Facciamo, andiamo o stiamo? Dom o stom? Che è molto dinamico, molto in movimento, che è anche, se volete, un modo di porsi il tema di non avere la certezza se sia mai giusta una cosa o l'altra, che non è bianco o nero come è diventato il nostro mondo, giusto o sbagliato, contro, a favore, di qua e di là, neri, rossi, blu, bianchi, giusto, sbagliato, cattivo, buono. La vita non è così, è sfumatura. E in questo detto c'è anche questa cosa meravigliosa, è dom o stom, no? Laboriosità, velocità, senso della decisione, pragmatismo, concretezza, come è la nostra terra e come i nostri avi ci hanno trasmesso e insegnato, ed è un suono meraviglioso se ci pensate, perché comunica proprio una parte essenziale, mi piace molto. Mi piace anche che questo detto mi sia stato rievocato da un ragazzo giovane, che vuol dire che mi dà speranza che questa banale mia iniziativa in realtà tocchi anche le corde di un sentire più largo e più comune. Endom o stom? Io direi che endom, ok?